Ecco, siamo con il nuovo sindaco di Campobello di Licata, da qualche mese insediato. Ecco, qual è la situazione attualmente al comune, cosa avete trovato e quali sono gli obiettivi per il rilancio del comune di Campobello? Ho trovato un comune in completo stato di abbandono, mancanza di progettualità, soprattutto un paese abbandonato dove le erbacce la facevano da padrona. Abbiamo puntato sin da subito sul decoro urbano, perché aspettiamo naturalmente i nostri migranti e quindi vogliamo dare il volto bello di Campobello, ma anche per chi ci vive. Ricordo a tutti che abbiamo una delle tare più pesanti della regione siciliana in termini di costo, e offrire ai cittadini un servizio, come dire, una città sporca e la Tari la più cara della Sicilia, ovviamente la cosa stride molto, ragion per cui ho puntato subito sul discernimento, sulla pulizia, sul decoro, e siamo a un ottimo risultato. C'è tutta una situazione da ricostruire. Un ufficio tecnico sguarnito. Noi abbiamo il consiglio comunale il giorno 19 agosto e lì procederò con degli scavalchi condivisi e procederò a un 110, perché l'ufficio tecnico è il cuore pulsante di un comune, e vista la mancanza di progettualità ci metteremo subito al lavoro per reperire le risorse finanziarie per dare una svolta a Campobello di Licata. Ho tutto il piacere di ringraziare il governo regionale, la deputazione agrigentina. Appena mi sono insediato, la mia amministrazione è iniziata con l'emergenza idrica, ma soprattutto ho ereditato 6 istituti scolastici chiusi per inagibilità a seguito della vulnerabilità sismica. Sono state riscontrate delle problematiche strutturali, ragion per cui ho fatto un forte appello al presidente Schifani, a tutta la deputazione agrigentina sia di maggioranza che di opposizione, per ottenere 750.000 euro occorrenti per riaprire almeno 3 istituti scolastici e garantire alla popolazione scolastica di 800 alunni il normale svolgimento dell'anno. Ovviamente possibilmente ci saranno i doppi turni, perché sono lavori sostanziali e seri che interesseranno soprattutto 2 istituti scolastici. Abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo dimostrato che la politica regionale ci ha sostenuto. Campobello è ritornato protagonista della politica regionale perché abbiamo ottenuto 750.000 euro per il finanziamento degli istituti scolastici e la messa in sicurezza, 400.000 euro per il rifacimento del tetto della chiesa madre che era a rischio crollo, 100.000 euro per il ripristino della Divina Commedia, che è un parco urbano raffigurante 110 monoliti con tutte le scene e i vari canti della Divina Commedia, e 110.000 euro per la costruzione di una tensostruttura all'interno di un istituto tecnico. Un bel risultato per un'amministrazione insediata al governo da appena 50 giorni. Abbiamo dimostrato che abbiamo una forte sinergia con il governo regionale. Senza la politica non si va da nessuna parte. L'isolamento produce isolamento, il noi costruisce.